Incredibile, nessuna opera siciliana nell'elenco del decreto Sblocca Italia. Ancora 7 giorni di tempo ai sindaci per aderire all'iniziativa. In Italia si è scatenata la corsa al decreto cosiddetto Sblocca Italia, che è il decreto Sblocca Italia e non Sblocca Sicilia. Nell'elenco delle opere che i sindaci di tutta Italia hanno spedito a Palazzo Chigi, dove abita il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, non vi è nemmeno un'opera siciliana. Incredibile! Il sindaco di Roma nella lettera a Babbo Natale ha scritto alla metropolitana C: Torino il passante ferroviario, Napoli il recupero delle periferie, Bari il teatro Margherita, poi ancora Varese, Bologna, Livorno, Ferrara e Salerno, e poi Catanzaro e altri 50 sindaci calabresi si sono associati per lo sblocco della diga sull'Emmelitto. E poi invece, navigando lo stretto da Villa San Giovanni a Messina, non vi è nulla. Deserto, silenzio, omissione, irresponsabilità, cinismo e menefreghismo. In Sicilia non vi sono lavori da sbloccare affinché siano conclusi. Tutte le opere incompiute sono state compiute. I nostri sindaci sono i più amati nei sondaggi. La qualità della vita delle nostre città è rinomata. Non vi sono strade, ponti, condotte, palasport, quartieri e tanto altro ancora da sbloccare. Quanto siamo fortunati noi siciliani che abitiamo nel paradiso terrestre, e siamo anche ingrati e peccatori perché bestemmiamo quando invece dovremmo accorgerci e riconoscere da quanto bene siamo circondati. Adesso bando ai giri di parole, sindaci siciliani, dormiglioni e infingardi, che per gli ignoranti come me significa mentitori, ingannevoli, illusori, indolenti e pigri. Sappiate, se non lo sapete, che il termine per presentare le vostre opere da sbloccare scade tra 7 giorni. Or su, coraggio, uno sforzo e poi rientrate meritatamente alle vostre ferie perenni. A Sciacca uno studente, lui Giuseppe Catanzaro, offre una mano d'aiuto al sindaco e ha diffuso alle redazioni un elenco di opere da sbloccare a Sciacca. Il Teatro San Monà, le piscine comunali i cui lavori sono iniziati nel 1975, il Museo del Mare, la Chiesa della Raccomandata, il Ponte Verdura sulla 115, utilizzando i soldi dello Stato e non della Regione. E poi, tutto poi. Ma poi, quando? Poi.